Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Immigrazione, nuova tragedia al largo di Lampedusa. Un quindicenne risulta disperso, forse caduto dalla barca durante le operazioni di salvataggio. Ieri il mare aveva inghiottito una bambina di 15 mesi. Allerta a terrorismo, sale il livello di sicurezza dopo l'attentato di Mosca, osservati speciali, sinagoghe, ambasciate, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie anche in Sicilia. Caro voli di Pasqua, nella settimana che precede la festività tornano a impennarsi le tariffe aeree, gli sconti della regione siciliana funzionano ma non bastano. Questo non è amore, la pulizia Villa Bellini per la campagna di prevenzione contro la violenza sulle donne. Il blitz a sorpresa del presidente Schifani a Piazza Armerina dopo le polemiche sul degrado della Villa del Casale. A breve il piano di interventi. Le giornate FAI di primavera 2024 in Sicilia, monumenti aperti al pubblico. Siamo stati a Palermo, a Villa Belmonte, sede del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Il Catania Calcio perde anche in casa della Turris e adesso è definitivamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Per il Messina sta per svanire il sogno play-off. Buonasera, nuova tragedia del mare al largo di Lampedusa. Mentre cresce il numero di sbarchi e la pressione sull'isola del Mediterraneo, si consumano ancora drammi durante i salvataggi. Un quindicenne risulta disperso, così come ieri il mare aveva inghiottito una bambina di 15 mesi. Maglio Viola. Un ragazzo della Guinea di 15 anni è disperso dopo che 51 migranti gambiani, guineani, malesi e senegalesi sono finiti in mare durante il soccorso al loro barchino di ferro da parte della Guardia Costiera al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta hanno recuperato 50 persone, fra cui 11 donne e 2 minori, ma all'appello manca il ragazzo. Il natante di 7 metri era salpato, stando ai primi racconti dei naufraghi venerdì sera da Sfax in Tunisia. Quando hanno visto la motovedetta, tutti si sono spostati da un lato e la barca si è così ribaltata. Le ricerche del giovane disperso sono partite però in ritardo. Solo dopo essere arrivati al molo Favaloro di Lampedusa, il fratello maggiore di circa 20 anni si è accorto dell'assenza del minore. È la seconda tragedia in 2 giorni. Da ieri è dispersa anche una bambina di 15 mesi finita in mare in circostanze analoghe. Intanto continuano senza sosta gli sbarchi a un ritmo fra 600 e 800 arrivi al giorno, da 10 a 20 sbarchi ogni 24 ore. Ed è soltanto l'inizio della nuova stagione delle migrazioni che arriva con il bel tempo. Dopo l'attacco terroristico a Mosca, in tutta Italia, anche in Sicilia, si alza il livello di allerta. Cresce l'attenzione nei luoghi di preghiera, ambasciate, stazioni ferroviarie e aeroporti. Sentiamo Tonino De Mana. Il sistema di sicurezza e protezione del nostro paese era a livelli di massima attenzione, ma dopo il bagno di sangue a Mosca, la rivendicazione dell'ISIS e i conflitti che infiammano il Medio Oriente, il Viminale ha disposto un ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza su una serie di luoghi sensibili, oltre 28.000 in Italia. Senza voler fare allarmismi, anche nel bel paese è scattata l'allerta terrorismo. Particolare attenzione viene dedicata ai luoghi di preghiera, sinagoghe, ambasciate, stazioni ferroviarie ed aeroporti. Sotto i riflettori ci sono una serie di obiettivi sensibili già presidiati o comunque tenuti sotto controllo dagli uomini delle forze dell'ordine. A Catania, come vedete in queste immagini, un presidio di polizia e carabinieri è presente da questa mattina davanti alla comunità ebraica che ha sede nel castello di Leucatia, dove sono state programmate 2 manifestazioni ebraiche, il Purim ed il Marranesimo. Domani al Viminale è invece prevista una riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata ad un'analisi della situazione dopo il sanguinario attentato di Mosca, un attacco che lo stesso ministro Piantedosi ha condannato con fermezza per la violenza cieca che si è abbattuta su centinaia di innocenti. Si avvicina la Pasqua e ricompare il caro voli in Sicilia. Gli sconti regionali non bastano per arginare davvero l'aumento dei prezzi. Serve più concreta concorrenza nei cieli siciliani. Maglio Viola. Inizia la settimana di Pasqua e tutto il periodo di avvicinamento a questi giorni di festa è stato ancora una volta segnato dalle polemiche più o meno giustificate sul caro voli. Per viaggiare da e per la Sicilia però non si sono registrati i prezzi folli dello scorso periodo natalizio, anche se una crescita dei costi c'è stata. Ad arginare il caro voli anche gli sconti della regione siciliana, di recente estesi ai viaggi da e per la Sicilia da tutti gli aeroporti italiani. La regione ha già pagato le richieste di rimborsi caricate sulla piattaforma fino al 31 dicembre e procede con quelle del 2024,
ma gli sconti restano comunque una goccia nel mare. Per combattere realmente il caro voli serve più concorrenza, come ha detto più volte in diverse occasioni il presidente Renato Schifani. La Sicilia è un mercato importante per tutto il paese e la regione è convinta che l'incremento di arrivi e partenze sarà esponenziale nei prossimi 3 anni. Possiamo assolutamente ritenere che la Sicilia possa arrivare da qui al prossimo triennio ad avere dai 20 milioni di passeggeri ai 30 milioni di passeggeri, e non sono cifre lanciate a caso. Noi stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando anche sui collegamenti diretti, perché ricordiamo che il caro voli, comunque le misure che abbiamo previsto col governo Schifani per la scontistica, sono possibili da richiedere ai siciliani soltanto per voli diretti. Ma servono più voli diretti, più compagnie, più concorrenza in generale. Da tempo la Sicilia sogna una sua compagnia di bandiera, ma la cosa non è mai riuscita in passato. L'ultimo tentativo si chiama Aerolinee Siciliane SPA, una compagnia che tenta la strada dell'azionariato popolare, ma ancora oggi ricorre a velivoli in affitto, come fanno le compagnie di charter. Contiamo nel giro di qualche settimana, se non mese, di acquisire un sostanziale capitale che dovrebbe fare startuppare la compagnia, fermo restando tutte le procedure necessarie per poter, autorizzare il volo degli aeromobili. Quindi noi siamo abbastanza confidenti, ecco, anche perché il modello di business è un modello di business totalmente differente rispetto al modello che hanno i big di cui lei parlava, e quindi contiamo di poter raggiungere l'oggetto sociale nel giro di pochi mesi e poter volare addirittura a metà del 2025. Intanto la Sicilia aspetta di poter contare su una reale continuità territoriale con il paese e di prendere il suo posto realmente sia nel panorama turistico internazionale che in quello nazionale. A Catania adesso, nel Giardino Bellini, il camper rosa della Polizia contro la violenza sulle donne. Prevenzione e sensibilizzazione per fronteggiare l'emergenza. Tonino De Mana. Osservano, si informano, sfogliano brochure. Sono tanti gli uomini sensibili al progetto Questo non è amore, campagna di prevenzione contro la violenza di genere. Nel giorno della Domenica delle Palme a Catania, l'iniziativa della polizia fa tappa a Villa Bellini, che dopo lo stupro della tredicenne e il pestaggio del fidanzato è diventata uno dei luoghi simbolo. Poliziotti a cavallo, in bici e a piedi, con l'unico obiettivo di sensibilizzare, cercando, attraverso le parole e la presenza, di porre un freno ad ogni forma di violenza. Devo dire che la cittadinanza risponde alle nostre iniziative, si sente rassicurata dalla presenza della divisa e soprattutto tanti uomini si avvicinano o chiedono informazioni, prendono le nostre brochure e ci ringraziano per quello che stiamo facendo, e questo è sicuramente un messaggio molto positivo. Abbiamo ascoltato 2 uomini e 2 donne, tutti sottolineano l'importanza di queste iniziative. Spero che queste iniziative vengano fatte oltre in questi posti, nelle scuole o nei posti di aggregazione, perché è molto importante far conoscere questo tipo di problemi ai giovani. Dobbiamo sentirci libere, assolutamente, non è bello che cammini e sei spaventata, è una cosa proprio nel 2024 che basta, assolutamente basta. È molto utile fare questo tipo di comunicazioni e fare molte attività come queste, perché sono utili per le ragazze, perché almeno si sentono un po' più protette. Sono importantissime tutte queste iniziative. Magari per stimolare i giovani, avere molto più rispetto sulle persone grandi e sulle donne e su tutto. Parola d'ordine e rispetto, ma anche la necessità di educare e far comprendere, specie ai più giovani, che la battaglia contro la violenza sulle donne si può vincere e il supporto delle istituzioni può rivelarsi un'arma sicura ed efficace. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 64enne malato di leucemia di Campobello di Licata, morto il 16 marzo nell'ospedale a San Giovanni di Dio. La moglie del paziente sostiene che il sondino toracico gli sarebbe stato inserito senza alcuna anestesia e in maniera errata. E adesso il blitz a sorpresa stamattina del presidente Schifani alla Villa del Casale di Piazza Armerina dopo le polemiche sul degrado del sito. Ha annunciato un piano di interventi. Emanuela Corsi. Sopralluogo a sorpresa del presidente della regione siciliana Renato Schifani alla villa romana del Casale di Piazza Armerina. Il governatore, dopo le polemiche sullo stato di degrado del sito archeologico, soprattutto dei mosaici, ha voluto constatare personalmente, annunciando un piano di interventi. Il primo riguarda i ristagni d'acqua che causano la formazione di muschi nella superficie scoperta del peristilio, dove non sono presenti mosaici ma una pavimentazione realizzata nell'intervento concluso nel 2012. Nel giro di pochi giorni interverremo
iniziamo subito con i lavori d'urgenza per eliminare le macchie di verde di acqua piovana. Vi sono in preparazione 2 appalti per gli interventi più importanti, uno partirà a breve di 3 milioni, l'altro nel giro di un anno. Sono 2 inoltre gli interventi di maggior impatto in corso di definizione. È già esecutivo il progetto per il completamento del restauro dei mosaici e delle superfici decorate. Il secondo riguarda invece la sostituzione delle vecchie coperture in plexiglass ancora presenti in alcuni ambienti su cui non fu possibile intervenire con il progetto ultimato nel 2012. Si tratta delle stanze termali, della palestra e del triclinium. Siamo presenti, ci sta a cuore la tutela del patrimonio artistico monumentale della nostra regione e faremo di tutto perché questo avvenga. Gli interventi prenderanno il via subito dopo le festività pasquali per non interferire con i picchi di visitatori previsti in questi giorni. E a proposito della tutela del patrimonio artistico siciliano, oggi è la giornata del FAI di primavera in Sicilia, monumenti aperti al pubblico. Siamo stati a Palermo, a Villa Belmonte, sede del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Marco Gullà. Colori, arte, culture e monumenti, la sintesi delle giornate FAI in Sicilia in una domenica dal profumo di primavera. Siamo a Palermo in uno degli 8 siti aperti al pubblico. Villa Belmonte è una gemma dello stile neoclassico. Oggi sede del Consiglio di Giustizia della Regione Sicilia, fu edificata per Giuseppe Ventimiglia, principe di Belmonte, un luogo inaccessibile, aperto oggi straordinariamente per le giornate FAI, e sono tanti, come vediamo, i palermitani in fila per ammirare questa villa. Le giornate di primavera si confermano sempre un evento culturale molto atteso dalla città ma da tutta la nazione. A Palermo 8 siti aperti, grande affluenza. Villa Belmonte è un sito inaccessibile, per cui ha suscitato davvero l'interesse di tutti i cittadini palermitani che affollano la fila di questo straordinario sito. In ogni sito il racconto è stato affidato come sempre agli apprendisti ciceroni, studenti degli istituti siciliani appositamente preparati durante l'anno dai loro insegnanti con l'obiettivo di guidare i visitatori alla scoperta di luoghi inediti e spesso inaccessibili della città. È la stanza che collega l'ingresso principale con la porta che porta sul retro, in cui trovate il giardino. È un poco stancante perché comunque sono 9 ore, alle 9 dobbiamo essere qua e alle 6 finiamo, però comunque è divertente, soprattutto è molto gratificante, poi specialmente quando il pubblico è partecipe, applaude, magari alla fine ci fa un applauso, è piacevole, alla fine è gratificante. Grande affluenza anche negli altri siti siciliani, una giornata di primavera con importanti riflessi culturali. Una breve pausa e poi oggi Domenica delle Palme, che proprio segna l'inizio della Settimana Santa Pasquale. Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa anche in Sicilia, chiese gremite di fedeli per la celebrazione e la benedizione di palme e ramoscelli d'ulivo. Francesco Loi. Davanti ad ogni chiesa oggi si vendono palme e ramoscelli d'ulivo. È la domenica in cui si ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Un momento in più per chiedere la pace nel mondo. Un ramoscello d'ulivo anche in segno di pace. Se potesse, a chi lo donerebbe? A tutti i popoli che in questo momento vivono il dramma della guerra. Chi realizza queste palme è custode di una vera e propria arte. Poi è una nostra tradizione perché tramanda da padre, figli, nipoti, pronipoti. I parmureli colorano anche piazza San Pietro, rami di palme intrecciati donati dalla città di Sanremo dai tempi di Papa Sisto V. Ma come dice Papa Francesco, la Quaresima deve essere un tempo per entrare nel segreto, cioè ritornare al cuore. È il tempo in cui bisogna ritornare al Signore in sincerità di cuore. Attraverso un itinerario di conversione personale e comunitario che ci porti ad essere realmente uomini e donne nuove. Purtroppo però spesso le chiese si riempiono solo per le grandi celebrazioni, Pasqua o Natale. Che manca il desiderio di Dio e che manca l'impegno costante da parte di tutti a voler fare di questo giorno del Signore il giorno della risurrezione, il giorno dell'Eucaristia. E adesso inizia la Settimana Santa che ci porta verso il grande giorno, la resurrezione di Gesù, verità culminante della fede in Cristo. Per gli spettacoli vi parliamo oggi di Periplo, Butitta, Chisciotte e Colapesce, il nuovo lavoro di Gaspare Balsamo, attore e contista, allievo di Mimmo Cuticchio.
Adelaide Brabagallo. La follia di Don Chisciotte incontra l'impegno civile del Colapesce di Buttitta nell'ultima declinazione contemporanea dell'arte del cunto proposta da Gaspare Balsamo. Periplo, Buttitta, Chisciotte e Colapesce. Questo è il titolo dello spettacolo, andato in scena in prima assoluta a Catania al Centro Zoo e accolto da calorosi applausi. Il viaggio narrato dall'attore trapanese già allievo di Mimmo Cuticchio vede l'Hidalgo di Cervantes circumnavigare l'isola assieme a Colapesce e al suo fedele scudiero Sancho Panza, portavoce della saggezza popolare. Ed è a quest'ultimo che è spesso affidato il racconto delle surreali peripezie dei due, a partire da una improbabile battaglia nelle acque tra Scilla e Cariddi contro un serpente marino che è, in realtà, il ponte sullo stretto di Messina, mentre la figura di Colapesce è silenziosa. Periplo è una circumnavigazione attorno appunto a queste suggestioni letterarie e teatrali che hanno ispirato poi lo spettacolo, e anche la narrazione dello spettacolo ha una drammaturgia circolare. Accanto a Cervantes, uno degli altri porti nei quali lo spettacolo torna a più riprese a far sosta è quello rappresentato da Ignazio Buttitta. Negli ultimi anni della sua vita, infatti, lo scrittore di Bagheria dedicò a Colapesce un potente testo. Ad accompagnare la performance dell'attore sono state le musiche originali di Giovanni Arena sul palco al contrabbasso. Il suo è stato un vero e proprio dialogo costante con l'attore, con la musica ora in sottofondo, ora coprotagonista. Breve pausa e poi il calcio con Catania e Messina. Eccoci al calcio, il Catania perde anche in casa della Turris e adesso è definitivamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. La doppietta di Yellow indirizza l'incontro. I campani restano in 10, ma i rossazzurri riescono solo ad accorciare con Cianci. Marco Carli. 14 sconfitte in campionato, ma soprattutto la desolante certezza che ogni partita persa da un Catania che ormai lotta per non retrocedere riveli l'assoluta fragilità di un gruppo che non reagisce, va sotto alla prima avversità e gioca con paura. Il 2-1 di Torre del Greco sembra un film già visto, un film horror per i tifosi etnei nel primo tempo. Celli sbaglia il disimpegno, la Turris è più viva, recupera il pallone, lo mette in mezzo, la chiusura tarda ad arrivare, Yallo può stoppare indisturbato e spedire nella porta dell'incolpevole Furlan. 1-0 e solita sequenza di errori. Cicerelli, che nel frattempo ha sostituito Marsura per lui accertamenti dopo un colpo subito alla testa, risponde con un destro che Marcone devia in angolo. È l'unica reazione del Catania, estemporanea. Poi sono solo e sempre errori, come in occasione della seconda rete con il pallone che staziona in area più del dovuto senza che nessuno intervenga nel modo migliore. Ancora Yallo può mettere dentro la rete del 2-0. Zeoli nell'intervallo decide di inserire Cianci e Peralta passando la difesa a 3 con l'ex Foggia che va a piazzarsi alle spalle dell'altro nuovo entrato e di Carmine. La Turris fa anche un assist al Catania, Cocetta si fa espellere per doppia ammonizione. La partita cambia anche perché escono Dauria, Maniero e l'infortunato Yallo. Il protagonista diventa Cianci che costringe ad un doppio intervento Marcone che arriva a deviare un rasoterra diretto nell'angolino. L'occasione giusta è la terza, Cianci sfrutta un ottimo cross di Peralta per sovrastare l'avversario diretto e accorciare le distanze con una deviazione di testa. Ci sono ancora 20 minuti, il gioco è spezzettato e l'unico vero tiro in porta arriva nel recupero ancora con Peralta che manda fuori. 5 partite alla fine del campionato e il Catania definitivamente invischiato nella lotta per evitare i play-out. La Turris è solo 3 punti più giù, ma soprattutto sembra che il gruppo non riesca a prendere veramente coscienza della situazione che si è fatta sportivamente drammatica. Il Messina ha perso contro il Foggia, lo scontro diretto per raggiungere la zona play-off. Buon primo tempo della squadra di Modica, crollata poi nella ripresa. Sabato prossimo trasferta a Castellammare di Stabia contro la capolista. Sergio Colosi. Chi sbaglia paga, il Messina dai 2 volti non fa eccezione e si consegna al Foggia lanciato nella zona play-off, a lungo sognata dai giallorossi, costretti a rivedere i piani ambiziosi a vantaggio di una più realistica salvezza. Ad un primo tempo caratterizzato da tanto Messina, pericoloso da ogni zolla del campo e in pressione costante, fermato però dalle parate del portiere Perina, si è contrapposta una ripresa con la squadra di Modica nervosa e distratta negli episodi chiave.
finale. Lo 0-3 può sembrare una punizione eccessiva, in realtà lo è, anche se sulla vittoria del Foggia hanno brillato alcune individualità, su tutte quella di Millico, nel contesto di una formazione in stato di grazia nel Cudini bis con 20 punti in 11 giornate. Nella prima parte 6 conclusioni dei peloritani non sono bastate per mettere almeno un pallone alle spalle di Perina, protagonista fino al vantaggio di Gagliano. Il secondo tempo ha offerto un Messina contratto e fuori dalla partita, Manette e Frisen espulsi, assenti nella trasferta di Castellammare di Stabia, di Tascone nel finale di Millico le altre reti. Fumagalli e compagni abbandonano la scena tra gli applausi dei 7.000 presenti. Delusione a parte, tributo doveroso ad una squadra vicina al traguardo della salvezza. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.